In Russia, pesantemente investita dal Covid, il Cremlino accelera la campagna di vaccinazione, ma i cittadini non si fidano dello Sputnik. Circa 3 milioni di romeni sono stati costretti ad emigrare, moltissimi in Italia. Il lavoro dei patronati per garantire i diritti di questi lavoratori. In Repubblica Ceca la lotta per l'uguaglianza di genere punta a cambiare le regole della grammatica sui cognomi delle donne. In Bosnia una comunità di maniscalchi e carbonai conserva i saperi del mestiere per lavorare i metalli come facevano i fabbri del Medioevo. Sara Renar, cantautrice croata con le sue composizioni indie, si sta affermando grazie al passaparola sul web anche in molti altri paesi dell'Europa orientale. Anno nuovo, ancora Covid. Cambiano i calendari, ma rimangono le preoccupazioni sulla pandemia, anche in Russia. Cosa si aspetta dal 2022? Un po' di ottimismo, mi piacerebbe tornare a viaggiare, andare in India. Vorrei tanto che tutto tornasse come prima, voglio tornare a quella vita. Passato il Capodanno, restano i desideri. Di sicuro vorrei che non ci fosse più il coronavirus. Ha cambiato profondamente le nostre vite. Mi piacerebbe tornare a vivere senza mascherine. Forse più ancora di altri paesi, la Russia ha fretta e voglia di lasciarsi alle spalle la pandemia. Già più volte le autorità sono state costrette a ricredersi dopo aver cantato vittoria. Ma negli auguri per il nuovo anno, il portavoce del Cremlino Peskov ha pubblicato un alfabeto greco e incoraggiato i russi ad avere fiducia nel 2022, perché, scrive, dopo Omicron mancano poche lettere, tutto andrà meglio, restate in salute e siate felici. Quasi 1000 morti al giorno in un paese di 146 milioni di abitanti. Già oltre 300.000 i decessi ufficiali, soltanto Stati Uniti, Brasile e India ne hanno contati di più, ma secondo alcune statistiche sulla mortalità in eccesso, le vittime potrebbero essere almeno il doppio. In Russia poi non sono ancora evidenti gli effetti della diffusione della variante Omicron e così le curve di decessi e nuovi contagi quotidiani sono in discesa rispetto al picco raggiunto a novembre della quarta ondata, la più letale. Il principale problema resta il ritardo nell'immunizzazione di massa. Finora soltanto un russo su 2 ha scelto di vaccinarsi, un dato ben al di sotto delle medie dei paesi occidentali. L'Europa è spaccata come ai tempi della cortina di ferro. Nei paesi dell'Est Europa, soprattutto in quelli di religione ortodossa, un'ampia fascia della popolazione è fatalista, resta scettica o ha scarsa fiducia nelle istituzioni. In tanti non crediamo al presidente e in Russia anche i medici sono divisi. Le autorità non sono riuscite a convincere, non hanno nemmeno ottenuto l'approvazione del vaccino a livello internazionale. È logico che non ci fidiamo. Eppure la Russia era stato il primo paese al mondo, già nell'agosto del 2020, a registrare un vaccino contro il Covid-19, lo Sputnik. L'ha esportato in più di 70 paesi, compreso San Marino, ma non ha ancora ottenuto il via libera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Agenzia Europea del Farmaco. Mancherebbero ancora alcune informazioni. Il Cremlino resta fiducioso, ma intanto anche i certificati di vaccinazione non sono riconosciuti all'estero. Servono però per il Green Pass, che qui chiamano QR Code. In alcune regioni fa già ormai parte della vita quotidiana, ma a Mosca, che con oltre 12 milioni di abitanti è l'eterno epicentro del contagio, è durato soltanto 3 settimane, la scorsa estate. L'hanno ritirato per salvare l'economia, che infatti ha sofferto meno di altri paesi, come ha rivendicato Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno. Le restrizioni restano molto blande rispetto all'Italia, ma il prezzo inevitabilmente si paga anche in vite umane. E quando diventa meno sostenibile, come adesso, allora il governo torna a discutere di reintrodurre il pass sanitario. Probabilmente a partire dal 1 febbraio, ma non sui trasporti, soltanto per entrare nei locali pubblici, una prima mossa per aumentare la pressione sulla popolazione. A distanza di alcuni mesi siamo tornati nel centro vaccinale all'interno dei grandi magazzini GUM che si affacciano sulla Piazza Rossa ed effettivamente abbiamo trovato molta più gente. Perché ha deciso di vaccinarsi? Perché credo che fra poco sarà obbligatorio, non solo in Russia ma in tutto il mondo. La pandemia continua a espandersi e poi il certificato mi serve per lavoro. Si moltiplicano anche gli incentivi statali, come 2 giorni di ferie in più per chi si vaccina. E a tutti i pazienti ultra 65 anni il Comune di Mosca ha deciso di regalare un pacco con materiale igienico-sanitario o il corrispettivo in denaro, 10.000 rubli, 120 euro. Il messaggio è semplice, anche se ha fatto fatica a passare, ma alla fine anche Irina si è convinta.
Sì, perché non basta credere di avere buone difese immunitarie. A parte chi soffre di malattie croniche, ora penso che tutti dovrebbero vaccinarsi. È l'unico modo per sconfiggere l'epidemia. Cercano una vita e uno stipendio più dignitoso all'estero. Sono più di 3 milioni su una popolazione di 19 i romeni che lavorano lontano da casa. Un terzo di questi ha scelto l'Italia, dove sono la comunità straniera più numerosa. Si parte perché in Romania si vive male, con uno stipendio medio di 600 euro, il terzo più basso dell'Unione Europea. Ma negli ultimi anni qualcosa per questi lavoratori è cambiato, perché grazie alle campagne di informazione dei patronati dei sindacati italiani che hanno aperto le loro sedi in Romania, molti partono con una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri. Non è tanto facile, se c'è qualcuno che tipo ti mette in regola. Io per esempio in Italia ho lavorato al nero. Per una ditta italiana? Sì, per una ditta italiana, anche se avevo la conferma prima da partire da qui, mi ha detto guarda, te arrivi, il contratto di lavoro è pronto, solamente lo firmi e buonanotte, diciamo, no? Invece sono arrivata, ma il contratto di lavoro non l'ho mai visto. Abbiamo visitato l'Inas CISL a Bucarest, la cui missione è tutelare i lavoratori. Il problema è che una parte importante di questi non è tracciabile. Sono di quelli che vanno magari 6 mesi, lavorano, ritornano, riescono a fare un po' di mesi, guadagnano un po' di soldi, li mandano a casa o ritornano a casa. Quindi c'è una continua migrazione ed emigrazione che non è facilmente controllabile. Le donne romene trovano occupazione nei servizi alla persona, mentre la maggior parte degli uomini viene impiegata in agricoltura e in edilizia, settori in cui si verificano la maggior parte degli infortuni sul lavoro. Non c'è quell'attenzione ad assicurare loro la possibilità di non avere l'incidente, ecco, questo è il concetto. Ed allora, tant'è che poi questi sono poi tutti i casi che noi ci ritroviamo anche a gestire da qui. I lavoratori romeni vengono impiegati in settori dove sono diffusi il lavoro nero, il caporalato e lo sfruttamento, motivo per il quale l'Inca CGIL collabora anche con l'Agenzia Romena Antitratta. Un'agenzia governativa con una rete molto capillare in Romania che si occupa dunque della tratta anche nell'aspetto dello sfruttamento del lavoro. Il fatto che l'assistenza dei patronati sia gratuita genera diffidenza tra i cittadini romeni, abituati ad offrire quasi sempre una piccola spaga, mazzetta, per poter fruire di un servizio. È stato difficile fin dall'inizio perché appunto la gratuità viene intesa un po' come una cosa di pericolosa, c'è qualcosa di nascosto, no? Perché mi ricordo anche il primo incontro che ho fatto con un dipartimento per i romeni all'estero all'epoca del MAE e il sottosegretario mi chiese proprio questo: è gratuito, c'è qualcosa che non quadra, spiegami meglio. Dov'è la fregatura? La fregatura non ci sta. Grazie alle continue campagne di informazione, i patronati CGIL e CISL si sono fatti conoscere, contribuendo così a migliorare la vita di tantissime famiglie, anche quella di Roxana e di Luigi, un italiano che dopo la pensione si è trasferito a Bucarest. Ricevo la pensione italiana e da lì che è nato il problema, che poi sono finito al patronato, perché in ottobre è sparita la pensione. Mancava una semplice dichiarazione e il problema del signor Luigi è stato risolto, perché conoscere i propri diritti per farli rispettare è fondamentale, ha ribadito sua moglie Roxana, avendo in mente soprattutto il duro lavoro delle badanti. Spero che quello che assume a pensare 2 volte quando assume qualcuno a darlo il suo che si merita. Alena Seredova, Eva Herzigova, Martina Navratilova. Non è un caso che questi cognomi di donne famose provenienti dalla Repubblica Ceca terminino tutti con questo suffisso, ova. Anzi, succede così per tutte, donne famose e non. È una regola linguistica che si ritrova anche in altre lingue slave che dal 1 gennaio 2022 in Repubblica Ceca non varrà più.
E questo grazie ad un emendamento alla legge sull'anagrafe recentemente approvato dal Parlamento ceco, che permetterà alle donne che lo desiderino di non declinare al femminile, aggiungendo appunto il suffisso ova, il cognome dell'uomo di riferimento, cioè del papà prima, del marito poi. Il patronomico al femminile diventa quindi una libera scelta. A battersi per questa legge Helena Valkova, ex ministro della giustizia, commissaria governativa per i diritti umani, che ci racconta di aver regolamentato ciò che già accadeva aggirando la legge. C'era persino chi, prima di sposarsi, cambiava temporaneamente nazionalità. Io penso che un giorno le generazioni future non capiranno come un tempo fosse stato possibile imporre alle donne di dover declinare il proprio cognome. Il fatto che io mi sposi non significa che debba per forza cambiare il mio nome. Trovo sia giusto poter scegliere se mantenere o meno il cognome o prendere quello del marito e declinarlo. E poi c'è da specificare che in ceco la desinenza ova esprime un possesso, ma il matrimonio è un'unione tra pari, non vedo perché continuare con questa tradizione. E proprio per conoscere esattamente il significato di ova abbiamo voluto parlare con un linguista, Vít Kolek, dottorando dell'Università di Olomouc, a sud-est di Praga. È specializzato proprio nella questione di genere. Ova si divide in due parti. Ov è il suffisso, mentre a è la desinenza di genere. Indica un qualcosa di genere femminile, ma posseduta da un genere maschile. Esprime dunque un possesso. La declinazione femminile era un'usanza antica dei villaggi rurali, ma con la Seconda Guerra Mondiale venne estesa allo scopo di degermanizzare la Cecoslovacchia. Un'importante comunità tedesca viveva qui. Finito il conflitto mondiale, le donne della minoranza tedesca, Müller, divennero Mullova, Grimm, Grimova, Schulz, Schulzova. Oggi le esigenze sono altre perché la società è diversa, meno patriarcale. La lingua deve adattarsi alle esigenze della società e non viceversa. La lingua è flessibile, plastica, cambia sempre e quindi non c'è nulla di strano nel dover adattare la lingua alle nuove esigenze sociali. E allora, passeggiando in una Praga vivace, giovane e attraente, chiediamo alle protagoniste di questa storia, le donne, cosa ne pensano di questa novità legislativa. Penso sia necessario lasciare libertà di scelta alle donne. Capisco che le tradizioni siano importanti, ma ormai siamo nel XXI secolo. Le donne devono scegliere. Non sono d'accordo, io preferisco mantenere il cognome declinato per le donne. Questo cambiamento è un ingresso nel mondo futuro. Negli altri paesi fanno già così. Perché non fare così anche da noi? Sono d'accordo. Io vengo dalla Slovacchia, ho deciso di non declinare il mio cognome quando mi sono sposata e lo stesso ho fatto per le mie bambine. A mio padre è stato insegnato questo mestiere da suo padre. Si ritiene che questa fucina sia stata fondata dalla famiglia Juzelic circa 700 anni fa. Lavoravamo già qui durante il dominio ottomano. Anche loro avevano bisogno di buoni artigiani e fabbri. Un vero fabbro deve essere un artista. La fiamma di un mestiere che brucia ancora come secoli fa. Ad Ocevia, in Bosnia, un gruppo di famiglie di maniscalchi resiste alla tentazione della tecnologia, sicuramente più economica, per tempo e fatica ma meno affascinante, delle tradizioni centenarie. Si ritiene che questo villaggio sia stato menzionato in fonti scritte per la prima volta nel 1485. Non abbiamo cambiato nulla, magari cambiamo le parti che si consumano, ma il modo in cui lavoriamo rimane lo stesso. Il potere dell'acqua e del fuoco sono tutto e non c'è nient'altro. Lo facciamo nello stesso modo in cui si faceva 700 anni fa. Resta da vedere cosa porterà il futuro.
ma finché possiamo guadagnarci da vivere lavorando qui in questo modo, non abbiamo intenzione di cambiare nulla. Acqua, fuoco, incudine e martello che fino a 50 anni fa assicuravano attrezzi agricoli, ferri per cavalli e buoi, ma il passaggio dallo stile di vita rurale a quello urbano ha cambiato anche il tipo di domanda dei manufatti. Resistono però diversi utensili, non solo da lavoro, come il tradizionale sac per cucinare carne e verdure. Nulla sarebbe possibile senza la potenza del martello ad acqua, uno degli ultimi in tutta la Bosnia. L'energia elettrica qui non serve. Scaldiamo il ferro e poi lo modelliamo con questo martello ad acqua che pesa 100 kg. I fabbri moderni usano le macchine per fabbricare i loro prodotti, almeno è così che penso che lo facciano, non li ho mai visti lavorare. La gente dice che il nostro prodotto è di qualità migliore anche per la salute. C'è bisogno dell'energia dell'acqua, ma è il carbone ad alimentare la fornace per forgiare il metallo. Alid Zilic è uno degli ultimi carbonai. Una volta l'anno, a fine estate, arriva dal lontano villaggio di Caciuni. Scava la fossa profonda che ricoprirà con grandi tronchi di legno, muschio e terra e dove all'interno accenderà il fuoco. Il piccolo cratere dovrà essere sorvegliato giorno e notte per assicurarsi che non prenda fuoco, ma continui a bruciare all'interno. Il suo mestiere è essenziale alla sopravvivenza dei fabbri di Ocevia. È il carbone, non la legna, infatti, a produrre il potere calorifero necessario. Questo mucchio brucia per circa 15 giorni, assestandosi di 5 cm al giorno fino a quando non si brucia al suolo. Una volta che brucia a terra, posso spegnere il fuoco e lasciarlo raffreddare per alcuni giorni. Quindi posso estrarre il carbone dal cratere. Lo faccio per loro, senza il carbone non potrebbero lavorare. Questo è il vero carbone. Sara Renar per molti è l'astro nascente della musica pop croata. La sua musica, un mix tra il folklore e l'indie, si fa riconoscere. I testi audaci di denuncia, anche sociale, attraggono i più giovani. Tonalità e scale che rifuggono dalla tradizione occidentale, qua e là tempi composti, ma soprattutto testi di denuncia del dolore di chi, soprattutto le donne, deve subire violenze, prepotenze o discriminazioni. La mia arte è un intreccio di musica popolare, ma con l'aggiunta di composizioni sperimentali, teatro e letteratura. Poi realizzo le mie composizioni in un quadro di musica elettronica. Šuti i pjevaj, zitta e canta, questo paradosso è anche il titolo dell'ultimo album della cantautrice, forse l'opera più matura e coraggiosa di Sara Renar. Album che la cantautrice ha presentato anche a Trieste, invitata dalla comunità croata. Ma perché zitta e canta? È un gioco di parole. In croato si dice, ci dicono, taci e sopporta. Zitta e canta è un paradosso che ribalta questa impostazione. È un paradosso per poter parlare di temi scabrosi. La condizione delle donne, la loro libertà, la violenza, la denuncia delle condizioni sociali in cui viviamo e come questo sistema di sopraffazioni si specchia nella nostra vita privata, nella nostra intimità. Questo imperativo, questo ordine paradossale mi è sembrato efficace per dipingere questa nostra epoca. Chi ascolta la musica di Sara Renar? Direi che cerco delle persone disposte a dedicare un po' del loro tempo all'ascoltare musica. Dedico molta attenzione alla musica e credo che la musica prenda molta attenzione. Spero anche, lo spero veramente, che questa mia musica dia alle persone qualche emozione.
Sara Renar si sta affermando in tutto lo spazio ex-jugoslavo, ma è conosciuta anche in altri paesi dell'Europa orientale, in Ucraina, Bulgaria, Polonia e Russia. Internet in questo caso è un fiume carsico che fa sfociare la musica della cantautrice zagabrese in ambienti inaspettati, con artisti che riadattano le canzoni alle loro esperienze e per le loro comunità. In questo Sara Renar segue le orme di gruppi storici ex-jugoslavi come i Laibach, Asra, Parnivaljak, popolarissimi negli anni 80 e 90 in Polonia e Russia. Das ist